chiedo di esprimere un giudizio su questo anno e soprattutto se poi finalmente si potrà mettere la testa al futuro, che riguarda anche il suo di futuro. Per quello che riguarda la stagione, se ricordate bene la prima mia press conference, la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro, dissi che ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione complessa, ed è anche per questo motivo che l'anno scorso c'erano tante voci, no, che dicevano della mia partenza, però io ho sempre detto che spero, quando finirà il mio ciclo, di lasciare una base solida che possa continuare poi a lottare per dare fastidio alle solite note, Inter, Juventus e Milan. Sicuramente noi quest'anno, io sapevo che ci sarebbe stata una stagione complessa, l'ho detto, perché quando introduci comunque 9 giocatori, 11 in tutto, e li introduci non perché si vogliono spendere i soldi, come ho letto da qualche parte, è stato speso questo, è stato speso quest'altro. Se tu non hai giocatori sei costretto comunque ad implementare la rosa. Noi siamo stati costretti a implementare la rosa, altrimenti io ne avrei fatte volentieri a meno di portare dentro 11 giocatori. Quando porti dentro tanti giocatori è inevitabile che c'è anche qualche difficoltà di inserimento, perché arrivano 11 teste e 11 cervelli che devono entrare in simbiosi con un gruppo che c'era. E sicuramente è inutile negarlo, questo ci sono state delle difficoltà, di inserimento di alcuni calciatori, e questo ci ha portato sicuramente a affrontare tutte le competizioni non con quel numero che pensavamo di poterlo affrontare. Al tempo stesso poi ci sono stati questi infortuni gravi, ribadisco, infortuni gravi perché ho sentito parlare di metodologia, ho sentito parlare di tante cose, però dico, una metodologia, a Napoli ho cambiato metodologia, quindi ho preso, abbiamo rotto Lukaku, abbiamo rotto De Bruyne, abbiamo rotto Neres, abbiamo preso una mazza e gli abbiamo dato sulle caviglie, a Meret gli abbiamo rotto il piede, a Giovanni Lorenzo gli abbiamo rotto il ginocchio. Ci sono stati infortuni gravi che purtroppo, ripeto, sono capitati quest'anno, ma non è che quando capita un infortunio grave, traumatico, non ci puoi fare niente, devi solo essere bravo poi a gestire la situazione. Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, a affrontare questo momento, e ringrazierò sempre quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, ragazzi come Vergara, come Elmas, che comunque sarebbero dovuti essere dei comprimari, invece sono diventati dei giocatori importanti per il Napoli, e ci hanno mantenuto in quella posizione, e oggi stiamo a festeggiare la Champions perché grazie a chi ci ha mantenuto in quella posizione. E in più anche in quel periodo non ci dimentichiamo che siamo riusciti a vincere la Supercoppa contro Juventus, contro Inter, Milan e Bologna. C'è stato un grande rammarico, lo sanno i ragazzi, la delusione di Copenaghen è stata enorme, perché nonostante eravamo pochi, c'era anche molta fatica, ci siamo giocati la chance, vincevamo 1-0, 10 contro 11, vincendo la partita avremmo fatto come le altre, né più né meno, facendoci raggiungere per un rigore siamo usciti in malo modo. Questa è sicuramente la cosa che ci ha dato molto fastidio, ed è rimasta anche dentro lo spogliatoio questa situazione. E poi, ripeto, per il resto, ragazzi, grande ammirazione per tutti, perché tutti hanno dimostrato quest'anno di sudare la maglia, e nei momenti di grande difficoltà bisogna ringraziare anche le curve, ma non perché io voglio fare il ruffiano, ma perché è la verità. Ci sono state vicine, hanno esposto comunque grande sostegno alla squadra,
e stiamo parlando di gente che paga il biglietto e che va a lavorare e che fa sacrifici poi per venire in trasferta, e io li devo ringraziare perché altri avrebbero potuto mollarci, invece non ci hanno mollato, e questo è stato veramente una bella cosa, una grande sinergia tra noi e i tifosi, e ci ha portato oggi comunque a festeggiare la Champions, e vorremmo comunque mettere la ciliegina sarebbe quella, ecco, di comunque finire alle spalle dell'Inter. Può significare niente, però in 2 anni per noi può significare tutto, per Napoli può significare tanto, ecco, perché significa aver fatto 2 annate importanti oltre la Supercoppa. CRC. Quindi il futuro? Scusa. Quindi il futuro suo? Il futuro, guardate, il futuro, tanto manca ancora una partita, quindi dicevo prima che mi lega amicizia col presidente. Io sono arrivato a Napoli in un momento di difficoltà del Napoli, dopo un 10° posto, dove comunque c'era una situazione che veniva dipinta molto nera, no? Io quello che avevo promesso, e ho promesso che nel momento in cui la mia esperienza a Napoli finirà, di lasciare un gruppo solido, una base solida che continui a lottare per traguardi ambiziosi, ma lottare per dare fastidio. Ricordatevi, ho sempre detto una cosa: il Napoli deve dare fastidio, perché comunque Juventus, Milan e Inter partono sempre 1 metro in avanti, e il Napoli, se riesce a dare fastidio ogni anno, secondo me è spodestare 1 anno sì, 2 anni no, dopo 3 anni. Io penso che sarebbe una grande cosa. Presidente, ripeto, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da 1 mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succeda l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli, essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo, ecco. Chiedo scusa, abbiamo solo spazio per un'altra domanda. 8 minuti e 12 secondi. Già abbiamo superato quasi 10 minuti e c'è anche il giocatore del pista. Prego, CRC. Salve mister, tra gol e assist McTominay e Højlund battono i loro record personali. Quanto sono cresciuti nel lavoro insieme questi ragazzi? Grazie. Sono cresciuti tanto, io penso, ecco, che Scott sia cresciuto in maniera esponenziale, diventando un centrocampista completo, e lo ha dimostrato. Rasmus deve continuare a lavorare, è veramente giovane, un ragazzo giovane di 23 anni, deve capire che ogni giorno deve essere sfruttato per migliorarsi. Lui ha secondo me, spazi, c'ha un grande spazio di crescita e diventare un attaccante veramente forte. Deve lavorare, deve credere in quello che l'allenatore gli dice, e deve continuare a fare quello che sta facendo, perché comunque sono ragazzi a posto, questi sono ragazzi solari, sono ragazzi sorridenti, sono ragazzi a cui piace comunque stare a Napoli, gli piace questa passione, è coinvolgente. Scott ha raggiunto un livello importante già. Secondo me Erasmus, vista anche l'età, perché è più giovane di Scott, ha più spazio per crescere ancora di più e diventare un attaccante veramente tra i migliori.